TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Esplosione nella notte a Casteldazzano nel Veronese durante un'operazione di sgombero. Crollato un casolare, deceduti 3 carabinieri. I 3 militari dell'Arma deceduti si chiamavano Marco Piffari, luogotenente carica speciale e comandante della squadra operativa supporto del battaglione mobile di Mestre, Valerio Daprà e Davide Bernardello, entrambi in servizio a Padova. Soccorsi 12 appartenenti alle forze dell'ordine e una donna rimasta ferita. La squadra di 7 vigili del fuoco sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono impegnate 25 unità tra squadra ordinaria, unità cinofile e nuclei USAR, Urban Search and Rescue, per la messa in sicurezza dell'area. In seguito alla tragedia di Casteldazzano nel Veronese, il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato il decreto che proclama il lutto regionale per 3 giorni e per il giorno in cui saranno fissate le esequie dei carabinieri caduti. In questi giorni, su tutto il territorio veneto, è previsto vengano esposte le bandiere a mezz'asta nelle sedi istituzionali. Il governatore ha dato comunicazione del decreto alla prefettura di Venezia per la più ampia diffusione a tutte le istituzioni. Ancora cronaca, cambiamo argomento. Acquistare una casa rappresenta di per sé un sacrificio economico non irrilevante. Se poi, una volta entrati, ci si ritrova anche senza fornitura di gas, per colpa dei precedenti inquilini, si aggiunge anche il sacrificio burocratico che costringe il nuovo proprietario a fare i salti immortali per ottenere ciò che gli spetta di diritto. Un quarantenne operaio di Fincantieri rientra, suo malgrado, in questo tipo di casistica, molto frequente e diffusa, come testimoniano altre vicende simili seguite da Adico nel corso degli anni. Siamo indignati. Secondo noi questi atteggiamenti dimostrano totale disinteresse per gli utenti, spiega Carlo Garoffolini, presidente dell'Adico. Un'azienda di luce e gas non può bloccare la fornitura per la morosità di chi non abita più nell'appartamento. Per questo ci auguriamo che il distributore tolga i sigilli al contatore il prima possibile e che indirizzi il suo sforzo per recuperare i soldi verso i precedenti inquilini. Ultima pagina, ci spostiamo a Chioggia, dove è stato approvato il calendario delle domeniche ecologiche per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 nell'ambito delle misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dal piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera della Regione Veneto. Le date approvate sono le seguenti, oltre al 12 ottobre già svolta in concomitanza con il recupero del mercato settimanale. 30 novembre e 21 dicembre 2025, 4 gennaio, 15 febbraio, 29 marzo e 12 aprile 2026. In ciascuna di queste giornate il traffico sarà sospeso limitatamente all'area del centro storico di Chioggia, con orari che verranno concordati tra gli uffici comunali competenti e la polizia locale, in relazione agli eventuali eventi o manifestazioni programmati. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.